Porto Empedocle, Francesco Deliziosi, capocronista del Giornale di Sicilia, presenta il volume Pino Puglisi, il prete che fece tremare la mafia con un sorriso. Gli interventi al videogiornale Gloria Scafè. Di Brancaccio si parla nel libro, ovviamente è giusto parlarne, e dell'attività di Padre Puglisi in quel quartiere. Quando avevo 14 anni, quel sacerdote, oggi così famoso, entrava una volta alla settimana nella mia classe di liceo per fare lezione di religione. Non ho molti ricordi di quelle ore, perché anche per me, come per i miei compagni, l'ora di religione era apparente e stretta dell'intervallo. Oggi, col senno di poi, rimpiango di non aver ascoltato, osservato e conosciuto meglio quell'uomo. Questi sono alcuni dei passi tratti dal libro Pino Puglisi, il prete che fece tremare la mafia con un sorriso, scritto da Francesco Deliziosi, capocronista del Giornale di Sicilia, presentato durante il caffè letterario che si è tenuto a Porto Empedocle. Padre Puglisi è stato il mio insegnante di religione al liceo e poi ha benedetto le mie nozze, ma soprattutto quando è diventato parroco a Brancaccio, io e mia moglie abbiamo deciso di seguirlo pur non abitando nel quartiere. Quindi abbiamo condiviso con lui i 3 anni in cui lui fu parroco a Brancaccio fino al periodo degli attentati e dell'omicidio. In seguito io sono stato anche impegnato nella causa di beatificazione, nella raccolta di testimonianze dei suoi scritti. Quindi il libro è, come dire, impresa diretta, il racconto della vita di Padre Puglisi da parte di chi l'ha conosciuto, da parte mia, da parte anche di tanti altri testimoni. Padre Puglisi è oggi la prima vittima della mafia che è diventato martire della Chiesa, e il libro quindi spiega anche il valore del riconoscimento del martirio, la cui celebrazione è stata il 25 maggio scorso a Palermo. Sindaco Firetto, questa sera a Porto Empedocle diventa teatro della presentazione di un libro dalla caratura molto importante. Ma è un libro biografia su Padre Puglisi, è una figura che è stata di grande rottura, di grande denuncia sociale. Attorno a quest'uomo sono fiorite anche dei messaggi fondamentali, io credo, per la Sicilia, al di là della filmografia che poi dietro gli si è intessuta. Lui non credo che volesse essere un eroe, però di necessità purtroppo i fatti di questa nostra terra l'hanno fatto diventare un eroe positivo, un eroe, ma soprattutto un beato, ed è il primo caso in cui nei processi di beatificazione entrano dentro i processi di mafia, entrano dentro anche le dichiarazioni di pentiti. Ecco perché credo che questa figura è stata rivoluzionaria per la nostra terra. Nel corso della presentazione del volume è intervenuta anche Laura Vaccaro, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Sono passati quasi 20 anni dalla morte di padre Pino Puglisi. Come è cambiato e se è cambiato l'impegno alla lotta contro la mafia in questo ventennio? Beh, sono passati, sì è vero, passeranno 20 anni questo settembre. Com'è cambiato? Io credo che stiamo vivendo un momento storico particolare. Certamente oggi c'è una maggiore consapevolezza della pericolosità di Cosa Nostra, e sia da parte delle forze dell'ordine, della magistratura, questa c'è stata sempre, direi un po' più della società civile, senz'altro da parte della Chiesa, perché diciamo che la morte e l'uccisione di Don Pino Puglisi ha segnato un confine che ormai non è più valicabile, e cioè la Chiesa ha compreso l'ateismo della mafia, quindi l'impossibilità e l'inconciliabilità tra Vangelo e mafia. Un libro dunque che ci insegna che i santi non sono personaggi così lontani da noi, ma che al contrario hanno camminato nelle nostre stesse strade e sono stati al nostro fianco.